Buonasera a tutti e benvenuti alla sesta giornata di Strangers Testimoni del nostro tempo. Questa sera il tema della giornata sarà Messi al bando fra giustizia e carcere. Prima di cominciare volevo ricordarvi le nostre mostre che saranno aperte fino a domani. Le trovate alla chiesa e all'oratorio di San Sebastiano, al Monte Granatico e al Caffè Culturale Domenica Fiaba. Le mostre saranno aperte dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, mentre al Caffè Culturale Domenica Fiaba dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22. Poi all'ingresso troverete le nostre ragazze che vi daranno un cartoncino su cui votare il tema per l'anno prossimo. Bene, cominciamo. Federico Serratore. Federico è un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Cagliari. Ha maturato negli anni diverse esperienze verso primari studi legali, ove si è formato professionalmente in ambito giudiziale e stragiudiziale, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento al diritto commerciale e al diritto societario. Questa sera coordinerà per noi l'incontro con Davide Steccanella. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera con questo appuntamento che ci vede raccontare due libri dell'autore Davide Steccanella, un collega avvocato di Milano che si occupa prevalentemente anzi esclusivamente di diritto penale, è uno dei grandi principi del foro milanese attuali, se posso permettermi. Presenterà due libri. Il primo, La giustizia degli uomini, racconti di tribunale, che è una parte di racconto autobiografico in cui Davide ci racconta nel corso di tutta la sua carriera professionale un po' di avvenimenti all'interno delle aule di tribunale e ci spiega il funzionamento del processo, ciò che è la verità processuale, che non sempre combaciano, le difficoltà che spessissimo si affrontano in questa dialettica tra l'avvocato e i pubblici ministeri, il ruolo dei giudici. Quindi inizierei con passare la parola all'autore proprio sul tema della verità e della verità processuale. Poi analizzare i ruoli processuali, i ruoli all'interno del processo. Ecco. Allora, grazie innanzitutto.
è amministrata dagli uomini, come io dico nel titolo, no? E quindi per definizione sono fallibili, come in tutte le cose che facciamo, no? Non è una scienza esatta. Quindi bisogna sempre immaginare che quando si fa un processo e si deve accertare un fatto, quindi anche la colpevolezza di una persona piuttosto che di un'altra, se parliamo di penale, ma vale un pochino in tutte le materie, è una verità relativa, cioè non è oggettiva. Cioè, quello che io dico sempre ai miei clienti quando devo affrontare un processo, devo dire, io devo fare il processo sulla base di quello che risulta dagli atti, perché è questo che legge il giudice ed è su questo che il giudice matura una convinzione, non su quello che è successo veramente, non sempre coincide, perché chiaramente è una verità processuale, quindi questo è il senso della distinzione. Non dimentichiamoci mai che quella che viene alla fine di un processo stabilita è una verità processuale, non necessariamente la verità storica, che quella la conosce solo il Padre Eterno per chi ci crede o chi rappresenta. Ecco, era solo questo, quindi una forma di relativismo, però accompagnata dal fatto che il processo appunto è una cosa tecnica, ha delle regole ben precise, non è affidato, come dire, al caso, e quindi, come dire, si perviene per alla fine ad un accertamento che segue dei criteri anche, tra virgolette, un po' scientifici. Quindi verità relativa, ma secondo certe regole. Ecco, era solo questo. Mentre invece ultimamente vedo sparare sentenze un pochino così sulla base dei primi approcci, sulla base delle prime cose, e dico semplicemente è sbagliato. È un pochino più seria, ecco, la cosa, tutto più. Hai parlato proprio della giustizia, è una cosa seria, che se non ricordo male è una famosa frase anche di Piero Calamandrei. In questo hai parlato anche dei processi mediatici, ormai tutto si svolge in TV o sui media, quindi il pubblico, pur non avendo competenze e conoscenze non solo fattuali, ma assolutamente per la maggior parte dei casi neanche alcuna competenza di natura legale, è un po' accusatore, giudice e spesso anche boia, no, degli imputati. Ti chiederei quindi di parlare un po' dei ruoli processuali, quindi cosa fa l'avvocato, cosa fa il PM e cosa fa il giudice, come il loro rapporto interviene nell'ambito di un processo. Sì, infatti, no, perché l'altra cosa che mi colpisce è che, vuol dire, i mestieri sono tanti nella vita, no? Però un architetto, un medico, insomma, hanno delle loro regole, nessuno avrebbe mai mente di fare una diagnosi, oddio, qualcuno viene, cioè, mia madre ogni volta si fa le diagnosi da sola, però diciamo, in linea di massima anche al fine. Ecco, anche l'avvocato è un mestiere, per cui non è che se uno, come dire, sulla base delle proprie simpatie o così può decidere come deve andare a finire un processo, quindi è un mestiere tecnico, per cui questo volevo soprattutto dire. E sul discorso che tu facevi, in realtà il nostro processo è impostato anche in maniera bella per certi aspetti, insomma, cioè non dovrebbe funzionare male, perché come funziona in maniera molto semplice? L'idea è quella praticamente di un terzo che diriva una controversia fra due, che oppongono tesi opposte, semplicemente. Per cui c'è l'accusatore, c'è il difensore e poi un terzo signore che dovrebbe alla fine, sulla base degli argomenti e dei documenti evidentemente apportati dalle due parti, decidere chi dei due ha ragione. Quindi sulla carta è una dialettica perfetta, quasi aristotelica. Non solo, addirittura è previsto che questa decisione possa essere successivamente valutata per altre 2 volte. Una prima volta nel merito da altri giudici e poi una terza volta per un controllo di legittimità. Per fare questo, come spiego io, ci sono 2 libri fondamentali. Uno è il codice penale che racconta e descrive quali sono i fatti che costituiscono o meno un reato, cioè quali sono quei comportamenti umani che, se posti in essere da qualcuno, integrano un fatto punibile. E l'altro però, che è altrettanto fondamentale, che spesse volte viene dimenticato e considerato accessorio, è quello che invece stabilisce le regole per arrivare a questo. Per fare un esempio, è un po' come il manuale di istruzione di un oggetto, no? Uno compra un videoregistratore, che è il videoregistratore che ti fa vedere evidentemente la cassetta o il DVD, se è un lettore DVD o quello che è. Ma a fianco bisogna avere il manuale delle istruzioni, che ti spiega come funziona questo oggetto. Ecco, il codice di procedura sono le istruzioni per poter applicare quell'altro libro. Anche qui, sulla carta, è tutto semplicissimo. Il problema nasce un pochino quello che dicevi tu prima di questa esposizione mediatica, questa visione un po' distorta, è che il nostro processo, soprattutto quello tra virgolette nuovo, che lo chiamo ancora nuovo perché sono vecchio io, in realtà risale all'89, quindi ormai vecchissimo,
prevede che ci sia una prima fase che è totalmente gestita da una parte di quelle due che vi dicevo. Cioè, in realtà noi non portiamo insieme, cioè non partiamo insieme l'accusa da una parte e la difesa dall'altra, dico noi perché faccio parte del secondo gruppo, ma noi avvocati partiamo dopo, cioè prima parte l'accusa, perché funziona così. Solo quando l'accusa in qualche modo ha terminato, allora in quel momento noi partiamo, però partiamo per secondi, evidentemente. L'errore, secondo me qual è? L'errore è che dare un'eccessiva attenzione mediatica a quella prima fase fa sì che praticamente il racconto del processo prima che venga fatto è fatto esclusivamente sulla base di quello che ha raccolto una parte e non l'altra, cioè prima di sentire l'altra campana, per intenderci. Per quello che io sono sempre molto critico quando sento, come dire, affrontare le tematiche su un processo prima che il processo venga fatto sulla base solo della fase iniziale del pubblico ministero. Questo è un grosso problema che abbiamo. I nostri media, per ragioni anche comprensibili, sostanzialmente fanno la posta alle procure, anche perché da Mani Pulite in poi diciamo che è diventato un argomento molto di moda, tra virgolette, e quindi la gente si forma l'opinione di un processo sulla base delle prove raccolte da una parte sola, ed è faticosissimo poi dopo in qualche modo recuperare, e soprattutto questo secondo me, e poi concludo, in qualche modo snatura anche il senso del nostro processo, che vorrebbe il giudice in qualche modo terzo e non influenzato da tutto quello che succede prima. È chiaro che inevitabilmente, se cominciamo subito appena succede, faccio un esempio, il fatto La Russa, l'ultimo, no? Il figlio di La Russa, ma per prendere l'ultimo potrei prendere 100.000, no? Ecco, ormai ininterrottamente, cioè da mesi, continuiamo a leggere. Allora, come si può pensare che il giorno che mai si arriverà a un processo, quando notate che io ovviamente non ho nessuna simpatia politica per La Russa, anzi, però lo dico da avvocato, anche da cittadino, cioè il giorno che un giudice dovrà occuparsi di quel caso, ma come si può pensare che non rimanga in qualche modo inevitabilmente influenzato, perché sono uomini come noi, non sono macchine, da tutto quello che ha letto prima? Ecco, secondo me questo è un problema, cioè bisognerebbe trovare il modo, senza imbavagliare nessuno, ci mancherebbe altro, libertà di stampa al massimo, però di far capire alle persone che quella che leggete è la versione di una parte, non è la verità accertata. Cioè, perché quando arrestano qualcuno il titolo deve essere arrestato l'assassino di... Aspetta a vedere, magari non è l'assassino. Scoperto l'arsenale del... Aspetta, sgominata la... Cioè, i titoli sono sempre questi. Cioè, anticipiamo ogni volta la sentenza prima ancora che cominci il processo. Ecco, questo secondo me è un difetto che ha fatto sì, come tu dici, che ha costruito una mentalità un pochino formariola giustizialista, perché è chiaro che se io descrivo il comune cittadino, ma vale per mia mamma, vale per tutti, che hanno preso il mostro, che ha ucciso, è chiaro che mia madre dice, ma spero che questo muoia dentro. Ma aspetta mamma, magari non è lui, magari le cose sono un po' diverse. È difficilissimo questo, quindi la fatica secondo me è una questione anche di cultura, cioè dovremmo abituarci a capire che il processo in fondo è la nostra salvezza democratica, cioè perché sennò vale la legge del taglione, no? Cioè è per quello che sono state stabilite delle regole, è per quello che fanno un concorso i magistrati, prima di poterlo essere, perché sveglia una mattina e decidono fanno il giudice, e gli avvocati fanno un altro iter, ma sono professionisti tutti e due che fanno un mestiere, non è che decidono sulla base, come dire, di Re Salomone, sulla base... Ecco, restituire, secondo me, dignità al processo è una conquista anche secondo me di democrazia. Cioè impariamo a giudicare colpevoli le persone accertate tali dopo che si è seguito un iter, e impariamo ad affrontare i casi, che capisco che sono mediaticamente anche emotivi, con l'attesa di capire che cosa è successo da parte di chi fa quel mestiere, ha studiato per fare quello. Un desiderio che sarebbe semplicissimo, ma credo che sia quanto di più lontano da quello che vediamo oggi. E anche l'ultima cosa che aggiungo, trovo anche abbastanza segno di abbassamento culturale questa continuo inneggiare alla galera, cioè la pena è sempre troppo bassa, cioè ogni volta che succede un fatto, anche per esempio, cioè anche l'ultima notizia, per esempio, un PM di Bergamo, ho letto, ha chiesto l'assoluzione di un uomo per maltrattamenti alla moglie, lui dice per ragioni culturali. Detta così sembra un'idiozia, ma cerchiamo un attimo di capire, ma perché subito scagliarsi con... Cioè, mi sembra che viviamo un'epoca in cui le persone sono contente solo se tutti gli imputati vengono condannati, se tutti prendono una pena severissima, e ogni volta che c'è una soluzione, una scarcerazione o anche un rigetto di una misura cautelare si grida allo scandalo. Allora mi domando, ma perché dobbiamo volere per forza sempre dei colpevoli, sempre la galera?
non vorrei che questo fosse una forma, come dire, anche di frustrazione che tutti noi abbiamo per i 1000 problemi che ci circondano nella vita che non funzionano, e quindi in qualche modo ci rassicura l'idea di queste gigantesche pattumiere cittadine dove tutto sommato butti tutti i devianti. Ecco, secondo me da quel punto di vista abbiamo fatto dei passi indietro, lo posso dire io perché in questo libro racconto la mia esperienza ormai da 35-36 anni e ho notato sinceramente un certo imbarbarimento, purtroppo. Non mi piace dirlo, ma ho notato che un tempo secondo me si era, tra virgolette, uso una parola orrenda, garantisti, però non vuol dire niente perché sarebbe come sostenere che invece si potrebbe non garantire. Però usiamola per far capire, ecco, una volta forse eravamo più garantisti, oggi siamo un po' troppo fortunati e questo non mi piace sinceramente. Grazie. No, sono d'accordissimo con te, soprattutto nella considerazione che non dobbiamo dimenticarci che insomma, abbiamo un articolo della Costituzione fondamentale, che è l'articolo 27, che prima di insomma, dichiarare una persona imputata colpevole deve passare in giudicato, no? la sua condanna, la sua sentenza. E peraltro, sempre l'articolo 27 della Costituzione invita a una pena rieducativa, quindi questo scagliarsi da parte del pubblico, da parte dei media, nei confronti di quelli che sono solo ed esclusivamente degli imputati, porta a questa, diciamo, duplice punto di vista. Intanto la necessità per il popolo di veder condannato l'imputato e dall'altra, spesso mi capita, insomma, con non persone del mestiere, di sentir dire le solite frasi: ma come fai a difendere quella persona? Come fai a difendere non so, insomma, il delinquente di turno? Che insomma, anche per il delinquente di turno non ci piace fin tanto che non c'è una sentenza che lo identifichi tale. Quindi spieghiamo insomma, agli avventori qual è la reale funzione della pena e il perché facciamo questo lavoro. Ma sì, allora, qui bisogna intendersi, secondo me. Dobbiamo decidere che Stato e che Paese vogliamo essere. Temo che lo si sia già deciso. Io sono convinto, apro chiudo parentesi, che se oggi facessero un referendum per introdurre la pena di morte, vince la passa. Io faccio finta che invece vogliamo essere un Paese che migliora e decide. Allora, secondo me, prima cosa, il recupero, tra virgolette, non mi piace neanche tanto come parola, diciamo il reinserimento del deviante dovrebbe essere il massimo risultato che una società democratica e moderna e intelligente ambisce a ottenere. Cioè esattamente il contrario della chiave buttata via per sempre. Cioè una società che, come dire, non consente il recupero di un soggetto che magari ha deviato è una società, secondo me, marcia, sbagliata. Faccio un esempio, cioè una cosa su cui io insisto da sempre, proprio per il principio della Costituzione, che noi poi tutti gli anni la festeggiamo, Mattarella, Gramsci, la Costituzione italiana, sono tantissimi gli articoli, in realtà sono pochi gli articoli della Costituzione e sono tantissimi quelli che in realtà noi non applichiamo. Cioè, tanto bella come scritta, ma poi nella pratica, francamente, questa applicazione io non la vedo. La esaltiamo una volta l'anno e poi ce ne freghiamo perché adesso un po' come la messa, no? Che vanno tutti a sentire le predie, che bello, i poveri, così, poi appena usciti dalla messa uno riprende la sua vita e che se ne frega. Ecco, questo è impossibile secondo me. C'è una cosa che io trovo assolutamente, oggi come oggi, davvero anacronistica, che è la pena dell'ergastolo. Proprio per quello che tu dicevi, cioè la Costituzione che era stata scritta allora, sono passati so quanti anni, cioè un'altra epoca, prevedeva espressamente questa doppia funzione della pena, cioè dobbiamo metterci in testa che la pena non ha solo un aspetto afflittivo, cioè quello che immediatamente ti viene da dire, no, Madonna, cosa hai fatto? Paga per quello che hai fatto, va bene, ma lo dice giusto o sbagliato la nostra Costituzione, neanche un altro che è altrettanto, come dire, efficace. Non è che c'è un criterio, uno è più importante dell'altro, l'altro è equivalente, che significa che sono entrambi essenziali, e cioè che deve tendere al recupero di questa persona. Cioè questa persona deve pagare quello che ha fatto nei confronti della collettività, perché una società regge su questo, evidentemente.
ma proprio per sottrarla alla giustizia privata, se no altrimenti è semplice, cioè non è che puoi chiedere alla madre che gli hanno appena un figlio, signora, è giusto che quel signore lì prenda 20 anni, 30 anni, cosa vuoi che ti dica la madre? Cioè, per lei lo vorrebbe vedere morto, ma è normale, ma uno Stato deve essere diverso dall'istinto della vittima, ci mancherebbe altro, se no abiura la sua funzione, no? Deve essere laico. E allora questa persona devi valutare qual è il suo percorso. Se voi pensate che oggi l'età media è salita tantissimo, no? Cioè ormai si muore a 80, 90 anni, per cui ci sono vite che durano tanto. Voi pensate a qualcuno che magari commette un delitto anche efferato a 22 anni. Ecco. Ma vogliamo davvero pensare che sia come un paracarro immobile lì, come questa pietra, e che da 22 anni a 90 anni questa persona non cambia più e rimane sempre quella, deve sempre stare in quel buco, in quell'antro chiuso? Ma come si fa a immaginare una roba del genere? Quando la gente si augura l'ergastolo, fine pena mai, ma ci pensa a queste cose o non ci pensa? Perché a me sembra un qualcosa di assolutamente allucinante, prova ne sia, che un sacco di paesi lo hanno abolito, proprio perché è una pena che oggi non è più attuale. C'è un conto quando si campava fino a 50 anni, uno magari commetteva un delitto a 30, faceva 20 anni di galera, ma oggi uno rischia di farne 70. E poi sento sempre ripetere sta solfa dagli ignoranti, ma tanto in Italia la galera non la fa nessuno, tanto... Adesso è tornato a dire la parola, tanto l'ergastolo non fa, ma non è vero. Ci sono più di 1000 ergastolani ostativi in Italia, che significa che davvero il fine pena mai, che davvero la chiave viene buttata via, che davvero ci sono persone che rischiano di rimanere in una gabbia per 50 anni. Ma voi vi rendete conto cos'è? Cioè io dico sempre, se uno andasse a visitare poi un carcere, cambierebbe, io credo, l'opinione, perché noi abbiamo questa immagine, come dire, un po' astratta, ma vai a vedere com'è un carcere. Cioè ci sono alcune condizioni detentive, purtroppo lo dico perché ogni tanto mi capita di avere a che fare, dove sono convinto che se mettessero in quelle condizioni dei polli in batteria o degli altri, gli animalisti griderebbero lo scandalo, che vergogna trattare gli animali così. Noi trattiamo così degli esseri umani. Cioè, voglio dire, una maggiore attenzione per il detenuto cresce una società, la rende migliore, se no altrimenti è molto semplice, come la raccolta indifferenziata, buttiamo tutto in un pacco e puliamo casa nostra, ma puliamo casa nostra e riempiamo di immondizie e di rifiuti il resto. Ecco, perché non considerare che l'uomo ha tanti difetti, ma c'è un pregio, secondo me, che cambia. Ma voi se andate indietro con la testa, vi sentite identici a 20 anni fa, a 30 anni fa, 40 anni fa? Io che ne ho 61, se penso come ero a 20 anni, ero una persona tutta diversa. Ecco, perché non pensare che anche il più efferato criminale oggi, fra 20 anni, può essere una persona diversa? Io faccio un esempio, quel capitolo degli Indifendibili, che è poi diventato un tormentone, perché ogni volta che succede qualcosa io sono l'avvocato degli Indifendibili, sono poi due. Uno dei due è Renato Vallanzasca. Ora, Renato Vallanzasca è un signore che sicuramente ne ha fatti più di Bertoldo, ma l'ultimo delitto l'ho commesso nel 1980. Cioè nel 1980 non solo non c'erano ancora i cellulari, ma molta gente non era nata, ma parliamo di preistoria rispetto ad oggi. Bene, io mi sono visto negare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la possibilità per Vallanzasca, che quindi uno che ha fatto 47 anni, diciamo che è sempre vissuto in galera, sostanzialmente facciamolo prima, perché mi sono letto in un provvedimento che era necessario un percorso graduale. Io dico, scusate, se dopo 47 anni di galera ritenete che è necessario un percorso graduale, ho scritto al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che stimo tantissimo, non era stata lei a scrivere questo provvedimento, io lascio e ve la fate voi, perché di fronte a una risposta di questo genere non sapevo francamente cosa spiegare neanche al mio cliente. Ma vi rendete conto 47 anni di galera, un percorso graduale per farti uscire? Ed è un esempio, ma non è l'unico. Cioè, mettiamoci in testa che il carcere deve assolvere ad una funzione iniziale che è quella retributiva per una persona colpevole, ma non deve essere il luogo definitivo, se no altrimenti io dico tanto varrebbe all'introdurre la pena di morte, perché come ha detto qualcuno, con la pena di morte lo Stato ti toglie la vita, ma con l'ergastolo te la prende, e non so quanto è meglio delle due. Ecco, tutto qui. Direi insomma, bellissime le parole, hai parlato proprio di Vallanzasca e negli Indifendibili si parla anche di un'altra persona
ancora attualmente sotto pena detentiva, che è Battisti, che hai avuto insomma il piacere, l'onore, forse non lo so, di assistere e difendere. Piacere, onore, cioè, l'onere, L'onere. Però per fortuna c'era con me Gianfranco che qua, quindi diciamo che è stata l'occasione per conoscere una persona fantastica che sono contento di rivedere oggi. Intanto anche in quell'occasione insomma, alcuni politici non si sono risparmiati insomma, i commenti di voler vedere insomma, il deviante, no? Punito con insomma, fine pena mai. Quindi contrario ai principi che abbiamo appena elencato, ma vorrei ora analizzare e quindi entrare un pochino più nell'altro dei due libri che l'autore porta, che è Gli anni della lotta armata, che parla di quegli anni particolari che vanno dalla nascita delle Brigate Rosse, con una spiegazione cronologica di tutti gli avvenimenti successi fino un po' prima, anche un po' prima, con poi la nascita delle Brigate Rosse, fino alla loro maturazione, il loro percorso, fino alla loro cessazione, e cosa succede ai giorni d'oggi. Ti chiederei quindi di fare un po' un'analisi del pre-Brigate Rosse, magari quindi con anche un'indicazione su quello che era il periodo sociale in cui poi le Brigate Rosse sono nate. Allora, qui tra l'altro c'è Paolo che è sicuramente più esperto di me su questa materia, il massimo conoscitore, ma allora il concetto è che quel libro lì nasce anche lì da un'esigenza personale, cioè io ero andato in vacanza in Andalusia, era il 2010, me lo ricordo ancora, e mi ero portato un librettino per ragioni di spazio, lo ammetto, non è che avevo scelto, però volevo portare anche il piccolo, che era un libro di Bianconi che mi avevano regalato, che giaceva lì da tempo, e che parlava del sequestro Moro. Io l'ho cominciato a leggere e a un certo punto ho cominciato a rimanere abbastanza allibito, perché leggevo una storia che, letta oggi, allora, mi sembrava incredibile, nel senso che dicevo, ma scusa, nel centro di Roma, cioè, prendono il presidente del partito più importante della DC, lo tengono 55, ma che Italia era? E realizzavo con un certo raccapriccio e anche con un certo rimpianto, e anche mia colpa, e non è che non era nato, cioè non si parlava della guerra delle Termopili, anche solo del risorgimento che raccontavano i nonni alla resistenza, ma io cacchio ero vivo, cioè avevo 16 anni, abitavo a Milano, che era dove succedeva di tutto, e camminavo praticamente con un bel gegè, andavamo al Parini, guardavo l'Inter, mentre succedevano queste robe che oggi sembrano incredibili. E allora ho detto, stop, ma qui dove ero? Cioè, che storia è sta qua? Ho cercato di capire e non capivo una bella fama da quello che mi raccontavano. Padre, quegli altri dicono, no, beh, 4 terroristi, comunque che la democrazia retta, tutte queste intervalli, qui non mi torna sta roba, cioè ci deve essere dall'altro per funzionare. Ovviamente sui testi, la vulgata pubblica ufficiale, la tesi era quella, 4 terroristi. Ho voluto cercare di capire in più e mi si è aperto un mondo gigantesco. Ho scoperto, e non lo sapevo, faccio ammenda, pur vivendo a Milano, credo di essere una persona discretamente dentro alle cose, vuol dire, cioè, andavo a vedere Bob Marley stasera, non è che vivo sulla Luna. In Italia c'è stato un gigantesco conflitto sociale che è durato per almeno 20 anni, ma di dimensioni incredibili, che ha coinvolto un numero impressionante di persone a tutti i livelli, che non veniva fuori questa cosa, cioè per cui quell'episodio singolo, per quanto importante, del sequestro Moro, non lo potevo capire se non capivo che era semplicemente la conseguenza di tutta una storia molto più lunga e complessa che c'era prima, e quindi non c'era bisogno di andare a cercare chissà che dietrologie, chissà che misteri, c'è dietro il Mossad, piuttosto che servizi segreti, come hanno fatto. No, perché era quella l'Italia che però non veniva raccontata. Quindi ho iniziato un approfondimento bestiale, perché poi quando mi fisso su una cosa ci vado dentro, e soprattutto ho fatto una cosa che mi sembrava quella più normale per capire le cose, cioè andare a chiederla a chi l'aveva fatta, molto semplicemente. Visto che sono ancora vivi, cioè io non potevo andare a sentire i protagonisti delle guerre d'indipendenza, perché sono morti, ma i protagonisti di quegli anni, la gran parte di loro sono vivi, e quindi andare a chiedere a loro come funzionava questa cosa, documenti, quell'altro. E alla fine è nato questo libro gigantesco che mi consente di agganciarmi a quell'argomento che ho attaccato prima sull'altro mio assistito, che è Cesare Battisti, che sicuramente
ai tempi si è reso responsabile di fatti gravi di sangue, però quello che secondo me non si vuole capire è che è stato un periodo di storia molto particolare che è accaduto 40 e passi anni fa, cioè l'ultimo omicidio commesso da Battisti era il 1979, cioè era un periodo storico molto particolare, quindi non si può individualizzare il fatto, cioè, l'errore che secondo me si fa, e qui è esattamente l'opposto di quello che dicevo prima, cioè prima davo importanza al processo, invece per la storia il processo non deve essere così importante, mi spiego. Cioè, le realtà storiche non le puoi stabilire con le verità processuali, con i processi. I processi è chiaro che si occupano del singolo episodio e che lo descrivono, come dire, nei termini tecnici, ma non capisci così la storia. Io ho fatto un esempio, era uscito un libro tanto tempo fa, un po' di tempo fa, di uno dei fondatori di Prima Linea che raccontava come, perché tra l'altro, apro chiudo parentesi, un altro errore nel raccontare quella storia lì è pensare che si sia risolto tutto alle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse erano una delle tante realtà che ai tempi c'erano, ce n'erano tantissime, diversissime tra di loro, diciamo che loro sono famose per il sequestro Moro, ma non è che possiamo ridurre tutti quegli anni, voglio dire, a Moro alle Brigate Rosse, c'era molto altro, voglio dire, le stesse Brigate Rosse, come racconto nel libro, sono figlie di un percorso, non è che nascono così dalla mattina alla sera, c'è tutto un pregresso, voglio dire, se poi ricostruisci la storia della città di Milano, cioè voi tenete conto questo fatto, che l'Italia, diciamo, del dopoguerra era molto particolare, come voi sapete, cioè c'erano il nord, di cui c'erano due città industriali, diciamo Milano e Torino, che erano la parte pulsante del paese e tutto il resto sostanzialmente stava da tutta un'altra parte. Quindi è chiaro che all'inizio anni 60 il boom economico e la trasformazione italiana vede progressivamente l'Italia nordizzarsi in qualche maniera e quindi tutti i fatti più importanti nascono a Milano, poi a Torino, è lì che nascono le cose importanti culturalmente. Pensate che anni ogni tanto che dico, mamma mia che tempi, Milano ho scoperto che all'inizio anni 70 c'era Gassman che andava a portare l'Adelchi al Grattosoglio e facevano una rappresentazione di 4 ore di Adelchi con un teatro tenda al Grattosoglio dove c'erano 2000 operai col seggiolino che dopo una giornata in fabbrica si succavano, chiedo scusa, 4 ore e mezza di Adelchi, per dire che città era, teatri dovunque e iniziative culturali, Dario Fo che faceva degli spettacoli, era una città in fermento totale, ma era una città chiaramente che più di altre risentiva delle grosse differenze sociali, perché è chiaro che un paese, come dire, stremato dalla guerra, dove c'era una situazione da ricostruire completamente, certo, boom economico per pochi, ma per altri invece la situazione era tremenda. Non so, penso che tutti voi o qualcuno di voi ha visto quel film, secondo me fondamentale per capire quella storia, che è Rocco e i suoi fratelli di Visconti. Cioè come abbia fatto un nobile come Visconti a interpretare così bene il problema degli immigrati, di quella famiglia dei Paronti che viene dalla Basilicata, che vi ricordate che arrivano questi sacchi che trovano un alloggio tremendo mentre gli altri dicono Africa. Cioè una situazione insostenibile, cioè pensare che all'inizio del 1960 ci fossero centinaia e centinaia di persone che vivevano in quelle condizioni, era ovvio che non poteva resistere la cosa, qualcosa doveva succedere, ovvio, cioè non è che potevano pensare di continuare con quel tipo di sfruttamento incredibile. Se vedete dei filmati della Torino dei primi anni 60, vedete gli operai che dormono sul cemento, era una situazione, è chiaro che sarebbe dovuto scoppiare qualcosa. Questo si aggiunge ad una importantissima rivoluzione, tra virgolette, anche culturale e generazionale. Cioè cosa succede verso la metà degli anni 60 in Italia? Qualcosa che poi succede in tutto il mondo, tra l'altro. Noi abbiamo inventato quella frase sbagliatissima dal film della Fontrotta, Anni di piombo, che è una scemenza gigantesca. Quello è il titolo di un film bellissimo della Fontrotta che si riferiva al periodo della tetraggine del post-nazismo. Anni pesanti, anni di piombo. Da noi è piaciuta l'immagine, per cui anni di piombo per noi sono quelli dove si spara. Fa parte delle tante scemenze che si leggono. Morale, così si crea un conflitto generazionale, culturale, da parte di tutti gli studenti che vogliono riappropriarsi dei luoghi dell'università, e nasce il 68, che tutti conoscono, bello, stupendo, culturale, ma non è solo un aspetto culturale, è un aspetto sociale importantissimo. E poco dopo succede invece che l'appropriazione delle scuole da parte degli studenti la vogliono fare gli operai dei loro luoghi, delle fabbriche. E la cosa incredibile che succede in Italia è che si saldano questi due giganteschi fermenti, cioè la rivoluzione culturale studentesca si salda a quello che non era mai successo prima.
cioè gli studenti vanno a fare i picchetti nelle fabbriche, gli operai partecipano all'università, si apre a tutti la scuola, insomma, succede un qualcosa di abbastanza irripetibile. È una generazione in fermento, è una generazione che vuole prendersi il paese e cambiarlo profondamente, perché l'Italia di prima era un'Italia tremenda, se ci pensate, era l'Italia democristiana, quella più pesante, quella veramente che non portava da nessuna parte, e quindi si assiste in qualche modo a un tentativo veramente rivoluzionario che si salda e si arriva al passaggio fondamentale tra le due decadi, dove succedono alcune cose incredibili, tra cui la bomba di Piazza Fontana, che segna un momento abbastanza importante nella storia, perché viene interpretata da tutti come giustamente è, come una bomba messa dallo Stato, dei servizi deviati, che poi non sono tanto deviati tra quello che devono fare, per stroncare praticamente questo spinta di rinnovamento che sta avvenendo tutto in America. C'erano i Weather Underground, c'è tutto il mondo era in fermento, persino in Giappone c'è l'Armata Rossa, quindi era un periodo rivoluzionario. A quel punto il conflitto alza il livello dello scontro e nascono appunto alcuni gruppi addirittura clandestini di lotta armata. Le Brigate Rosse sono fra le prime, nascono a Milano nelle fabbriche, come è scritto in un libro molto bello Paolo insieme ad altri, e non come dicono altri scemi a Trento, l'università, piuttosto che all'albergo di Chiavari. Anche lì ci sono una serie di scemenze. Le Brigate Rosse nascono alle fabbriche come forma di sindacalismo armato, per tradurre all'inizio, cioè non vanno più bene i sindacati, non vanno più bene i partiti, si crea un'emorragia a sinistra del PC importantissima, perché nascono tantissimi gruppi molto importanti a sinistra del PC, la lotta continua, potere operaio, cioè potrei fare un elenco, grosse realtà. Pensate che era un'Italia tutta diversa, che oggi noi non riusciamo neanche a raccontare com'era. Io faccio un esempio sempre, che io nella mia ricerca a un certo punto ho rimbattuto su internet in alcune foto dove si vedeva un funerale con una bara e centinaia e centinaia di militanti che salutavano col pugno chiuso la bara che passava. E io dico, saranno dei tanti morti fascisti perché ogni sabato moriva qualcuno nell'antifascismo militante, delle volte Ramelli di destra e di sinistra, saranno dei tanti uccisi dai fascisti. Invece apro le foto sono scattate a Bologna, siamo nel febbraio del 1979, quindi dopo il fatto di Moro peraltro, e c'è l'intera città che saluta a pugno chiuso la bara di una compagna con una bandiera rossa, e questa compagna nella bara che tutta la città di Bologna saluta a pugno chiuso era una, tra virgolette, terrorista. Si chiamava Barbara Zaroni ed era morta in un conflitto a fuoco con la polizia in un bar di Torino 2 giorni prima, mentre stavano preparando un attentato. Cioè voi pensate che nel febbraio del 79 migliaia di militanti salutavano a pugno chiuso una terrorista morta in un conflitto a fuoco della polizia. Oggi ve la immaginereste una roba del genere? Quindi mi rilacciavo al discorso di prima, che vai a spiegare che Battisti era uno, tra l'altro, ma neanche dei più importanti, cioè una figura minore di quelle migliaia e migliaia di quel fenomeno storico. E mi trovo di fronte invece delle persone che mi guardano dicendo ma è una che ha ucciso 4 persone. Ma dico, ma così non capisci niente di quella storia. Certo che ha ucciso 4 persone, in un periodo in cui si moriva tutti i giorni. Il Novecento è stato un secolo di violenza, di morte, di guerre, di rivoluzioni, riuscite e non riuscite. Non possiamo ragionare coi termini di oggi. Allora io mi domando, ha veramente senso secondo voi, 40 anni e passa dopo, prendere e mettere in galera un 70enne per aver partecipato a un periodo di storia che ha coinvolto, è sbagliato dire la maggioranza del paese, perché non è così, però una minoranza non così tanto risicata, basta che fate questo ragionamento molto semplice, cioè, che non è neanche mio, ma l'ha fatto qualcuno che ha fatto quella storia. Cioè, per resistere organizzazioni clandestine in città industrializzate, che non sono le montagne della Sierra Nevada dove ti nascondi, per più di 15 anni, ma vi domandate qual era il contesto intorno, evidentemente? Perché non è che devi contare solo i processati, che sono oltre 6.000, i condannati, cioè ci sono stati più detenuti politici per quel periodo che durante il fascismo, cioè carceri che hanno piene di ventenni arrestati per terrorismo, lotta armata, era il conflitto sociale in atto. Ma dico, ma com'era il contesto se hanno potuto resistere per 15 anni? Significa che era un'Italia diversa, era un'Italia dove, non sto dicendo chiaramente che la maggioranza era né brigatista né prima linea quell'altro, però c'era una forma di solidarietà, cioè evidentemente erano, tra virgolette, diciamo che a nessuno gli veniva in mente di andare a denunciare qualcuno
se scopriva che c'erano dietro delle cose che non funzionavano, se no non esistevano 15 anni in città industrializzate e urbane, perché ripeto, non si nascondevano dietro le montagne. Ecco, io mi domando, tutto questo perché non viene raccontato? Cioè, perché non viene spiegato oggi ai ragazzi che è stato un periodo di storia doloroso, sono morti da una parte e dall'altra, perché anche lì ci ricordiamo sempre dei morti da una parte sola, ma quanti ventenni hanno perso la vita perché hanno combattuto comunque per un ideale, giusto o sbagliato che fosse, perché in quel momento ci credevano. Cioè, se io penso, io vengo accusato tante volte di avere delle simpatie, perché è una gran cazzata, perché nel 2023 non si tratta delle simpatie, perché come dire se è simpatico Garibaldi, è un periodo di storia, non è oggi, quindi non c'è simpatia. Però un ragionamento io lo faccio. Quando io leggo, per esempio, che a Roma un ragazzo si fa ammazzare davanti all'ambasciata dello Zaire, non mi ricordo, per protestare contro il trattamento nei confronti degli africani, e aveva 20 anni, io dico, caspita, io sono cresciuto in un'epoca in cui non ce ne fregava niente, cioè, ma chi gli veniva in mente di manifestare per lo Zaire piuttosto che per il popolo così? Ognuno si fa, chiedo scusa l'espressione, per i cazzi suoi. Quindi, voglio dire, c'era un coinvolgimento, un impegno collettivo incredibile. Perché buttarlo via? Cioè, perché raccontare gli anni 70 esclusivamente come se fossero anni di morte e di sangue, poi meno male che sono finiti, la democrazia ha vinto, così? Non è così. È sbagliare il racconto della storia, secondo me, fa in torto anche ai ragazzi che non c'erano, perché non capiranno mai, e quindi, e concludo, oggi ovviamente nessuno si può spiegare la vicenda Moro se non ricorrendo a fantasmi e misteri, ma se la cali nella realtà storica di quegli anni, non è per niente sorprendente, tant'è vero che quando ai tempi ci fu quel sequestro, a nessuno venne in mente di ipotizzare che dietro ci fossero chissà che misteri, perché era quell'Italia lì. Il sequestro Moro è copiato, tra l'altro pari pari nelle modalità, da un'azione fatta dalle RAF tedesche qualche mese prima con Shire, identica, precisa. E in Germania a nessuno gli è venuto in mente di pensare che ci fosse dietro chissà che mistero. Ma noi abbiamo bisogno di creare quello. Perché? Perché non si vuole raccontare oggi che, nonostante Berlinguer, nonostante il PC, nonostante tante belle cose, per almeno 15 anni in Italia c'è stato un conflitto sociale violentissimo che ha cercato di cambiare radicalmente il paese e poi ha perso, perché era ovvio che avrebbe perso, però c'è stato. Allora perché negarlo e ridurre tutto uno serie di omicidi singoli? Quindi concludo il discorso di prima per dire che non te ne fai niente delle sentenze che condannano all'ergastolo 50 persone per omicidio. Certo, di leggi del delitto previsto e punito perché in data tal dettagli toglieva la vita X, ma racconti la storia così. Quello è un fatto specifico, un delitto che se non lo inserisci nel contesto storico non capisci niente. Io facevo l'esempio prima, è davvero finito, di quel libro, di quel fondatore in prima linea, ecco dove ero iniziato, come ero perso, che lui raccontava le loro azioni progettate nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, perché anche prima linea nasce nelle fabbriche, perché sto mito che gli operai erano tutti contro, l'ha raccontata Berlinguer, ma non era vero, semplicemente non era vero. Però raccontata da lui sono le azioni, e io ho messo a confronto la richiesta di rinvio a giudizio fatta dal pubblico ministero che elencava del delitto previsto punito perché colpiva così. Il fatto era lo stesso, ma in un caso c'era il contesto storico che lo raccontava e lo spiegava, nell'altro era un semplice delitto astratto che poteva valere oggi piuttosto che ieri. Ecco, se vogliamo capire la storia attraverso le sentenze, commettiamo secondo me un gigantesco errore, ma se gli altri non gliela spiegano, restano solo quelle. Ecco perché ho scritto questo libro. Grazie mille Davide. Lascerei magari la parola al pubblico, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche ulteriore spunto di riflessione. Nessuno che abbia il coraggio di parlare. Ecco, questo secondo me è non il coraggio adesso del pubblico, però credo questo, che il fatto che sia mancata la vera narrazione storica abbia forse un po' appiattito quelli anche della mia generazione, per esempio. Io ho 37 anni, non conosco assolutamente nulla di quel periodo se non grazie a queste letture, in particolar modo la tua. E fino a qualche anno fa magari insomma stigmatizzavo un po' anzi
affliggevo queste persone che hanno avuto forse il coraggio invece, al contrario, di lottare per degli ideali che oggi forse non ci sono più. Quindi andrebbe forse meglio raccontata la storia, raccontata di più e portare veramente a conoscenza di tutti che cosa sia realmente successo, da una parte e dall'altra. Sì, anche perché, allora, che la storia la raccontino i vincitori, questo è chiaro, è sempre stato e sempre sarà. Però vorrei che diventasse storia, mentre invece mi accorgo che rischia di diventare ancora ogni tanto, anche lì, torno al discorso di prima, cioè io quando ho scritto quel libro, appunto dicevo, racconto la storia che mi piace, tra l'altro mio padre è appassionato di un'altra storia e dall'altra faccio l'avvocato, ma secondo voi potevo mai immaginare che oggi io rischio di dover fare, questo è vero, il processo ai fondatori delle Brigate Rosse 50 anni dopo, perché la Procura di Torino ha deciso di riaprire il caso della Cascina Spiotta. Quando morì Maracagol, parliamo del 1975. Allora io mi domando, cioè, ha senso aprire un processo nel 2023 che si farà nel 2024 nei confronti di ultra ottantenni, chi è ancora vivo, per un fatto accaduto nel 75? Ma non solo, e qui torno alle esperienze che mi capitano come avvocato. Nel libro racconto un sacco di volte, invece mi sono trovato benissimo, il giudice non è che è un libro che critica il funzionamento di giustizia, anzi direi che in fondo dice che tutto sommato con tutti i difetti io credo ancora che la giustizia funzioni, anche perché sennò non farei questo mestiere, quindi è un libro positivo, però qualche volta capitano cose surreali. Esempio, vogliono processare uno che ha 81 anni perché sospettano che ai tempi fosse presente alla Cascina Spiotta alla sparatoria. Benissimo. Scoprono che questo signore è stato assolto nel 1900, ai tempi 80, dal giudice istruttore di allora, dopo tutta un'istruttoria, perché è ritenuto non responsabile. Beh, piccolo problema, perché un principio giuridico che noi abbiamo è che non puoi processare 2 volte una persona per lo stesso fatto, ovviamente. Questo in qualsiasi paese civile. Allora dicono, bene, la procura. A questo punto c'è un sistema nel nostro codice, chiaramente. Revocare la sentenza passata in giudicato di proscioglimento se subentra nuove prove. Benissimo. Ci presentiamo a Torino, abbiamo trovato una nuova prova che in realtà non è neanche nuova, ma lasciamo perdere. Revochiamo la sentenza di proscioglimento. Dico, benissimo, me la fa vedere pubblico ministero? Non ce l'ho. Come non ce l'ha? Si è persa. Scusi, lo dico, la stiamo discutendo, chiedo a un giudice di revocare un provvedimento che non abbiamo? Io sono convinto, come dire, di andare quasi a farlo spiritoso nell'udienza. Vi dico, come fai a revocare un provvedimento che non hai? Il provvedimento del giudice, che adesso ha ricorso in Cassazione, ma vediamo, revoca una sentenza che lo Stato ha perso. E ha perso non solo la sentenza, ma tutto il fascicolo che aveva condotto a quella sentenza. Quindi non siamo in grado di valutare quali prove avesse valutato allora un giudice per prosciogliere questa persona e se le stesse hanno un rango superiore o inferiore a quella trovata oggi. Non solo, nel vecchio processo erano ancora vivi chiaramente tutti, perché era 50 anni fa, e quindi c'erano tutte le testimonianze che avevano descritto l'ipotetica persona non identificata, e tutte lo descrivevano alto 1,70, 1,72. Quello che secondo la procura sarebbe invece quello vero è alto quasi 1,90. Dico, se chi l'ha visto lo descrive così mi sembra un po' diverso, ma queste dichiarazioni sono state perse, queste persone sono morte e quindi rischiamo di fare un processo 50 anni dopo, revocando una sentenza che non c'è, con il fascicolo con tutte le prove nel frattempo andato distrutto per l'alluvione, sulla base di impronte digitali trovate oggi su un documento di 50 anni fa. Vedete un po' voi? E qui, per tornare al discorso di prima, si riaggancia il discorso che facevo io prima. Cioè entriamo nella testa che quello è stato un periodo storico e analizziamolo come un periodo storico. Vale per Battisti, vale per il processo, questo qua vale per... Che continuiamo ancora a fare un processo su una roba del genere, francamente lo trovo abbastanza allucinante. Però il paradosso è stato che ho finito, forse mi toccherà fare da avvocato quello che invece avevo fatto tutto bello tranquillo, convinto di occuparmi di un bel libro di storia che non c'entrava niente con la mia professione. Questo perché mi trovo chiaramente anche lì delle persone che non conoscono minimamente quella storia, l'analizzano così e dicono anche delle cose fuori dal mondo, ma per forza sono passati 50 anni, ma secondo voi ha senso un processo 50 anni dopo? Qualsiasi esso sia? Che senso ha? Eppure lo facciamo.
Grazie mille a tutti. Grazie tantissimo comunque. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie. Adesso vorrei chiamare Tiziano e Gianluigi, due dei nostri collaboratori. Tiziano, ci sei? Sì, arriviamo. Che hanno un piccolo pensiero sia per il dottor Stefanello che per il dottor Salvatore, avvocato. Ma guardi che allora... Siamo tutti dottori. Allora, mio papà mi racconta sempre che a Roma, che il suo parrucchiere gli dice sempre: avvocato, ma quando è che diventa dottore? Dottore in giurisprudenza. Grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie molto. Adesso ci prendiamo 5 minuti di pausa? Sì. Davvero? Che bella notizia. Sei dato il secondo gol all'Inter? Sì. Oh, perché?